Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardo alla nostra amata squadra. Forza Napoli sempre! Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha rilasciato un'intervista a BN Sports. Ecco le sue parole, a partire da un commento sulla prossima stagione di Serie A. L'obiettivo è sempre quello di vincere di nuovo o di dominare il campionato. In 5 anni ho vinto 8 trofei e ho giocato 2 finali di Champions League. Mi sarebbe piaciuto vincerne una, ma questo è il calcio. L'obiettivo è sempre quello di consolidarci in Italia, cercare di vincere di nuovo e di dominare. Ci riproveremo. L'ultimo scudetto è stato speciale? Assolutamente. Tutti pensavano che fossimo finiti dopo quello che era successo l'anno precedente. La squadra aveva una mentalità forte. Quando abbiamo attraversato un momento difficile, abbiamo reagito in campo, ed è questo che ha fatto la differenza. Cosa ne pensi della Serie A? È un campionato fantastico. Ci sono squadre come l'Atalanta e altre che stanno crescendo e acquistando ottimi giocatori, come la Fiorentina. Le critiche vengono sempre dall'esterno. Da giocatore, non sono d'accordo con quello che dicono. Per me è tra i 3 migliori campionati, insieme alla Premier League e alla Liga. I 3 migliori giocatori con cui hai giocato a livello di club. Io sono Ibrahimovic, ci sono tanti grandi giocatori, non è facile scegliere. All'Inter ci sono tanti grandi giocatori, se ne scegliessi uno, gli altri sarebbero tristi. Ne sceglierei uno dell'Inter e direi Thuram. Cosa rende Chivu unico e in cosa si differenzia da Inzaghi? Non posso dire nulla su Inzaghi. Mi voleva davvero quando è arrivato all'Inter, e sono cresciuto molto con lui come giocatore e come persona. Chivu è diverso, è più interessato a te come persona. Il calcio non è la cosa più importante per lui, ma tu come persona sì, come ti senti? È sempre disponibile, ti dà fiducia e ti fa sentire bene. Ovviamente, c'è anche un importante aspetto tattico. Vuole che ti alleni al 100%, ma è come un fratello e un amico. Puoi parlargli di qualsiasi cosa, ti aiuta sempre, ed è questo che mi piace. Ho avuto molte difficoltà e lui mi ha aiutato molto. Gli sono grato per questo. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Sei d'accordo con lui? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!